Benvenuti, oggi è lunedì 2 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 19:28. La luna si leva alle 5:40 e cala alle 19:24. Oggi si celebra Sant'Elpidio. Il nome Elpidio ha origine greca e significa pieno di speranza. Oggi 2 settembre è la festa dell'indipendenza del Vietnam. In questo giorno del 1945 il presidente Ho Chi Minh ha letto la dichiarazione di indipendenza che segnava la libertà del paese dal colonialismo. Per celebrare questa giornata vengono organizzate grandi parate ed eventi speciali che coinvolgono dai più piccoli ai più grandi. La bandiera vietnamita è una delle grandi protagoniste. Ogni famiglia la appende alle finestre di casa per celebrare l'indipendenza. Sono 60 le candeline per l'attore canadese Keanu Reeves. Da tutti è identificato con Neo, protagonista della trilogia Matrix. È con questo ruolo che raggiunge l'apice del successo e della popolarità. Con film come Dracula di Bram Stoker e L'avvocato del diavolo guadagna la fama di sex symbol. Dal 2022 è anche bassista del gruppo musical Dogstar, band in cui aveva già militato tra il 1991 e il 2002. Oggi compie 82 anni Vanna Marchi. Negli anni 80 e 90 si fa notare per le chiassose televendite di prodotti dimagranti, tanto da venire soprannominata la regina delle televendite. In seguito viene più volte condannata per gravi fatti illeciti connessi alla sua attività. Nel 2022 viene trasmesso da Netflix un documentario dedicato alla sua vita, candidato ai Nastri d'Argento come miglior documentario nel 2023. Antonia Klugman, la celebre chef italiana, festeggia i suoi 45 anni. Nel 2017 ha fatto il suo ingresso nel team di giudici di MasterChef Italia, prendendo il posto di Carlo Cracco nella 7ª edizione. La sua straordinaria abilità culinaria ha trovato meritato riconoscimento quando il suo ristorante, l'Argin Venco, è stato insignito di una prestigiosa stella nella guida Michelin dell'edizione 2015. Ridotto allo stremo per le perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. La firma della resa avviene a bordo della corazzata Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, intorno alle 8 di mattina del 2 settembre del 1945. È l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale. Ma sapete che differenza c'è tra teoria e legge? Abbiamo parlato di ipotesi, quindi possibili spiegazioni di un'osservazione fondate sulle conoscenze attuali, mentre se parliamo di teorie o leggi dobbiamo analizzare una sottile differenza. Le teorie spiegano dati di fatto già noti, si basano su numerose ipotesi correlate e confermate da varie prove. La legge invece descrive un fenomeno che si è rivelato vero ogni volta che è stato osservato e sperimentato, ma che potrebbe essere contestato nel caso in cui si trovassero condizioni in cui non vale. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna transiterà da Leone a Vergine, rendendo tutto un po' più lucido e razionale. Vediamo i segni zodiacali come reagiranno. Ariete. La giornata di oggi prevede l'abbassamento di tono dato il fatto che la Luna abbandona lo stato di Trigono. Oggi è una giornata fatta per pensare, per ordinare, magari per mettere mano a delle scartoffie da riordinare a livello burocratico. Toro. La giornata di oggi promette molto bene, soprattutto perché la Luna in serata vi farà romantiche e dolci coccole e dimostrazioni d'affetto. Inizia una settimana all'insegna della piacevolezza affettiva e della sicurezza confortante degli affetti che avete intorno, anche nell'ambiente lavorativo. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'abbassamento di tono per il fatto che la Luna
potrebbe non in serata darvi le stesse prospettive. La Luna, vi ricordo, il modo di vedere le cose, ed entrando in Vergine si pone in regime di quadratura. Con il vostro Marte un po' urticato e urticante potreste essere un po' più critici del solito. Cancro, la giornata di oggi prevede proprio la vostra Luna mutare di segno zodiacale e si accende di nuovi colori, a voi decisamente più compatibili e congeniali, proprio perché il regno della Vergine per voi è un'insegna di comunicazione e di efficienza pratica e relazionale. Nuove idee vi frullano per la testa. Leone, la giornata di oggi è una giornata decisamente complessa, proprio perché la Luna congiunta a Mercurio ha, chiarito tutta una serie di idee, ma ancora si lascia spazio a delle perplessità. La quadratura con Urano non l'ha certo aiutata a spegnere il nervosismo di fondo, anche se il suo passaggio in Vergine nel segno successivo aiuterà a ridimensionare meglio le cose pratiche, ad avere una visione un po' più oggettiva delle cose. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che vede l'ingresso della Luna nei vostri gradi, è una giornata che tenderà ad ammorbidirvi molto sentimentalmente e che vi lascerà spazio per ricorrere alle vostre piazze forti affettive, ovvero la famiglia e l'ambiente lavorativo. Bilancia, una Luna che oggi si mette in regime di perplessità, una Luna un po' romantica, un po' pensatrice, qualche eco dal passato probabilmente. La vostra bella Venere però ha stretto un'alleanza molto importante con Plutone e rimane salda, seppure si oppone a Nettuno e quindi non ci sta a non inseguire i sogni. Oggi troverete comunque nel vostro cuore la pace necessaria per affrontare tutto nonostante le difficoltà. Scorpione, il cielo si configura abbastanza bene in serata proprio perché la Luna sarà vostra alleata e perché tra il mondo amicale e la vostra rete di contatti questo è un inizio settimana molto proficuo per riguardare, rivedere e ricostruire le vostre relazioni affettive e lavorative. Sagittario, la Luna oggi dismette il suo trigono e si pone in regime di quadratura in Vergine. Inizia qualche dubbio, qualche sospetto. Probabilmente il lavoro un po' arretrato vi richiama all'ordine e forse vi sentite un po' oberati di cose da fare, ma niente paura, vi soccorreranno gli amici. Capricorno, giornata oggi molto interessante, visto che la Luna si porrà da una certa ora del giorno dalla vostra parte e sarete decisamente pregni di una visione nuova delle cose, un po' romantici. Oggi è come se fosse un proseguio di un weekend molto romantico e molto intenso. Acquario, la Luna oggi dismette la sua opposizione e finalmente tornate un po' più calmi e di un umore un po' più gestibile, anche se Mercurio rimane in opposizione. Voi non siete disposti comunque a perdere tempo a dare spiegazioni a chi non le merita. Pesci, la giornata di oggi è una giornata decisamente interessante, proprio perché dopo un certo periodo di assestamento che esige l'opposizione del Sole chiarendosi con Saturno, la Luna oggi entrerà in opposizione, quindi potrete avvertire un certo senso di stanchezza. E beh, è un lunedì, uno di quei tragici lunedì in cui il mondo lavorativo vi riporterà alla realtà. Il grande incendio, in inglese The Great Fire, che colpì la zona della City di Londra nel settembre del 1666. Fu uno dei più devastanti e catastrofici che la storia d'Inghilterra ricordi. Il fuoco, nell'arco di 4 giorni, distrusse gran parte dell'area e fece un incalcolabile numero di vittime. Il focolaio del rogo fu la casa di un fornaio del re Carlo II, dove nella notte di domenica 2 settembre alcuni tizzoni ardenti lasciati nel forno sparsero scintille sulla legna accatastata poco distante. Avete sicuramente notato LOL nei commenti ai post sui social, ma sapete esattamente cosa significa? Oggi ve lo sveleremo. LOL è l'acronimo di Laughing Out Loud, cioè ridere forte. È usato per indicare qualcosa di molto divertente.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Tolkien, uno scrittore unico, ha creato mondi e lingue straordinari. La Terra di Mezzo, con personaggi come Galadriel e luoghi come Lorien, è frutto della sua mente fantastica. Ha inventato lingue come il Quenya e il Sindarin, ciascuna con la propria grammatica e storia dettagliate. Tutto inizia con un linguaggio segreto inventato per comunicare con le sue cugine, ma poi va oltre, creando lingue come il Neubosh, il Naffarin e il Doriathrin. Il suo amore per i suoni e per le lingue lo ha portato a ispirarsi a lingue reali come il finlandese, latino, greco, italiano e altre. Questo vizio segreto l'ha reso uno dei più grandi autori fantasy, con opere come Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e il Silmarillion. Tolkien ha lasciato un'eredità letteraria senza pari. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per ogni individuo lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore. Oggi è il primo lunedì di settembre e vi auguro una settimana piena di nuove avventure all'insegna dello sport e della curiosità che non deve mai mancare. Io vi aspetto anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.